Mafie in Veneto, presenza nell'economia e nell'ambiente. Ha preso il via la 3 giorni per discutere della presenza di infiltrazioni mafiose nella nostra regione presso l'auditorium dell'M9 a Mestre. I lavori sono stati inaugurati dal presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Da parte nostra abbiamo la possibilità di una collaborazione che nasce nelle Camere di Commercio proprio perché da un punto di vista della digitalizzazione sono quelle che hanno più dati possibili da poter dare insieme ad altri enti, soprattutto alle forze dell'ordine, che da questo punto di vista hanno la conoscenza dove questo fenomeno in qualche modo ha attecchito più che in altri. Molti i relatori illustri della prima giornata, a partire dal procuratore Bruno Cherchi, che ha posto l'attenzione sulle azioni delle forze dell'ordine, sugli strumenti di contrasto alla diffusione della mafia in Veneto. L'economia veneta e l'economia e la struttura amministrativa, quindi pubblica del Veneto, funziona. È chiaro che ci sono sempre, in qualsiasi organizzazione, delle fessurazioni e delle difficoltà ed è in quelle che l'attenzione va posta. Quindi, però questo non può essere fatto solo dal pubblico, non può essere fatto solo dalla struttura pubblica, deve essere fatta anche dall'auto-organizzazione del sistema. La chiusura dei lavori è stata affidata al prefetto di Venezia, che ha posto l'attenzione su come le forze dell'ordine del territorio contrastino le associazioni criminali. Il nostro compito fondamentale è quello di fare un'attività di prevenzione. Se l'attività di prevenzione funziona non si vede, nel senso che non abbiamo la manifestazione reale di quello che sia l'atteggiamento criminale. Spetta poi all'autorità giudiziaria, alla quale rivolgiamo un atteggiamento molto rispettoso e molto collaborativo, individuare invece le patologie.